Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Fabio Potocnik, che è il segretario regionale della FIALS, Buongiorno. con il quale parliamo di un accordo che è stato raggiunto con la regione per quanto riguarda la valorizzazione del personale sanitario. Forse l'ho detta in maniera troppo stringata, ma insomma di questo si tratta fondamentalmente. Nella sostanza sì, è stato praticamente la regione ha finanziato così con circa 40 milioni la valorizzazione del personale del servizio sanitario regionale, riguarda sia il comparto che l'area medica, ma mi concentro sul comparto che è l'area per la quale il nostro sindacato segue, e volevo dire che insomma, è stato un accordo molto ben apprezzato, innanzitutto perché molte delle richieste che avevamo fatto noi in data 8 aprile alla Regione e alla direzione dell'ARCS sono state accolte e sono state riportate nel documento finale, per cui da questo punto di vista siamo soddisfatti, perché significa che c'è stata un'attenzione su tanti capitoli che abbiamo evidenziato delle carenze che in questo modo abbiamo compensato tante indennità, diciamo maggiorato tante indennità, e lo stipendio dei dipendenti che si trovano in queste situazioni sicuramente aumenterà, insomma, in buona parte aumenterà. Abbiamo avuto la maggiorazione ad iniziare dall'orario notturno, che è aumentato di 5 euro ogni ora per la notte, che significa il turno notturno è calcolato in 8 ore, per cui 40 euro ogni notte lavorata. Ci dispiace questo che avevamo chiesto di aumentare a 2,5 euro per gli OSS, che invece la Regione ha mantenuto 1 euro perché le risorse non erano sufficienti per poter aumentare anche per gli OSS, ma auspichiamo che ci siano ulteriori finanziamenti e nelle trattative aziendali si possa intervenire e migliorare anche per altre realtà dove magari non sono turnisti sulle 24 ore, oppure che vivono delle criticità per carenza di personale o in aree disagiate della regione. Insomma, questo è perché c'è una parte del fondo, che quasi di 2,8 milioni, che è destinata alle trattative aziendali, e in questo modo potremmo anche cercare di migliorare quello che in questa fase non è stato possibile fare, e dare una soddisfazione economica anche ad altri operatori. Abbiamo anche affrontato il tema dell'indennità di pronto soccorso, che erano stati stabiliti dei requisiti e criteri per l'assegnazione del personale che lavora nei pronto soccorsi nei 118, che sono stati rivisti. Avevamo chiesto di aumentare l'indennità mensile da 80, è stata portata a 300 euro mensili, per cui ogni infermiere, ogni professionista che lavora nei pronto soccorsi o nelle strutture che sono state indicate percepirà, lavorando tutto il mese, 300 euro in più ogni mese. Queste sono state aumentate anche per il personale OSS e autisti di ambulanze dai 60 che avevamo prima a 150, e così anche per gli ausiliari da 40 a 100. Insomma, sono tutti incrementi che se una persona lavora in queste situazioni, insomma, in queste realtà, avrà un beneficio economico, insomma, abbastanza importante. Non abbiamo, allora sono 26 milioni per quanto riguarda indennità ed incentivi, sì, in un totale di 40 milioni. Sì, perché una parte va anche sul discorso dell'indennità di pronto soccorso e anche sull'area medica, insomma, ecco, sì, che noi non seguite. Non seguiamo. Allora, da quanto tempo si lavorava a tutto ciò, Potocnik? Diciamo che già alla fine dell'anno scorso avevamo avuto un incontro con l'assessore Riccardi, dove ci aveva anticipato che era intenzione della Regione dare un finanziamento per valorizzare, perché vuoi la fuga, vuoi le criticità, vuoi le dotazioni organiche che non riescono ad essere
come dire, allineate con i fabbisogni reali, avevano deciso di stanziare, insomma, un importo che ne riteniamo considerevole, insomma, no? Logico, ci vorrebbe per soddisfare tutte le esigenze qualcosa di più, ed è quello che abbiamo chiesto nel prossimo futuro. E da quella volta, insomma, abbiamo iniziato una sorta di scambio di opinioni, e con un documento, insomma, come dicevo prima, dove abbiamo elencato in 6 pagine tutti i punti che riteniamo critici sia dal punto di vista economico, per quanto riguarda, diciamo, gli stipendi, che da un'altra parte auspichiamo che quanto prima venga firmato anche il contratto nazionale, che così anche da questo punto di vista mettiamo a posto anche diciamo, gli stipendi con il rinnovo contrattuale, che tra l'altro quello che firmiamo è già scaduto il 31/12/2024, per cui insomma sì, siamo già un po' ma ci sono delle problematiche fra sigle sindacali che non permettono la sottoscrizione ancora di questo documento, ma anche con questo avremo un incremento di stipendi. Ma quello che ci teniamo anche a sottolineare è l'aspetto anche organizzativo e qualità del lavoro, che tutti i professionisti della salute sono, insomma, chiamati in qualche modo a rispondere con grosse difficoltà durante il loro svolgere del lavoro, perché sappiamo che la carenza di organico comporta a dei richiami in servizio, per cui nelle giornate libere devi venire a lavorare, per cui sovraccarico di lavoro, è difficile ottenere i diritti contrattuali previsti a partire dalle giornate di ferie, a partire dai recuperi delle ore, ad avere i part-time quando si chiedono per la gestione delle famiglie, insomma, e sono tutte situazioni che abbiamo chiesto alla Regione di affrontare a livello come dire, centrale, in modo da dare delle indicazioni, delle linee di indirizzo anche a tutte le aziende come comportarsi, perché questo è fondamentale per la qualità del lavoro, perché tanti diciamo, professionisti lasciano la sanità pubblica anche non solo per la parte economica, che riguarda la parte economica, ma anche proprio dai carichi di lavoro, dalla qualità del lavoro e dalla poca conciliazione lavoro-famiglia. Ecco. Senta, qualche tempo fa, qualche settimana fa, presentando l'attività della propria struttura complessa, il direttore di questa struttura complessa aveva posto l'accento su un dato che forse è poco, come dire, certamente poco preso in considerazione dall'opinione pubblica, perché magari l'opinione pubblica di questo poco sa, vale a dire il fatto che una percentuale non irrisoria di personale non riesce più a svolgere le mansioni per cui era stato assunto. Per quanto riguarda magari gli infermieri, non so, sappiamo benissimo che è un lavoro usurante, quindi un infermiere più anziano non è che riesca a spostare pesi e cose del genere. È una problematica più sentita, immagino, a livello interno, perché è più conosciuta. Allora, diciamo che la problematica è conosciuta ed è stata anche più volte, come dire, evidenziata, anche le aziende lo sanno, ma anche la Regione adesso ha fatto degli studi per valutare la percentuale di persone che non possono più svolgere le mansioni per le quali sono state assunte, e ci aggiriamo per qualche categoria anche il 25 e anche il 30% di limitazioni. E questo è dovuto un po' proprio alla modalità come si lavora, perché è evidente che se devo essere in turno in 2 operatori sociosanitari per assistere una paziente, devo lavarla a letto o altro, e mi trovo da solo, ecco che comprometto la mia salute e anche il mio fisico. Questo vale per gli OSS, vale per gli infermieri, vale per tutto il personale che in qualche modo è chiamato anche ad avere l'assistenza diretta sul paziente, e non dimentichiamo che anche l'età anagrafica ha una certa influenza, che sicuramente con l'allungamento dell'età lavorativa questo sarà un problema sempre più sentito. Credo che bisognerebbe fare delle politiche di
di iniziare in posti così magari più pesanti o più altro, con un organico adatto, in modo tale che non ci si trovi alla fine di questo primo step a essere già diciamo con il fisico messo compromesso. Ecco, diciamo che è importante, noi sempre segnaliamo quando manca il personale, lo segnaliamo non perché vogliamo che ci sia un numero come diciamo noi, ma proprio perché dobbiamo mettere in sicurezza sia l'operatore che lavora e deve essere messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile, ma anche per l'utenza, perché è evidente che se ci sono più infermieri, più OS, più tecnici di radiologia, più tecnici insomma, fisioterapisti, tutto il personale che si dedica alla salute del paziente, sicuramente il paziente ne porta un beneficio, ed è per questo che noi insistiamo sempre sul fatto di adeguare le dotazioni organiche in modo tale che questo accada. Ecco. Senta, c'è un'altra problematica che rimane sul tappeto, ed è una problematica che riguarda diciamo non lo specifico, ma insomma questi episodi, non ultimo è accaduto in questi giorni, ce ne occuperemo durante il telegiornale, gli episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario. Da quel punto di vista noi ne avevamo parlato un po' di volte. Da quel punto di vista come si è messi Podone? Guardi, è uno dei punti che abbiamo sottolineato anche nella nostra nota, perché purtroppo, anche se ci sono stati fatti degli interventi diciamo, per cercare di limitare questa brutta pratica nei confronti del personale sanitario, perché veramente è inqualificabile reagire o aggredire gli operatori quando sono là per curarti e non sicuramente per prendere le botte. Abbiamo chiesto di istituire un tavolo regionale per analizzare anche dove questo accade e come intervenire per ridurre il più possibile. Ci sono stati messi anche dei numeri diretti tra i posti di pronto soccorso, e non in tutte le parti, ma alcuni pronto soccorso hanno la chiamata diretta con le forze dell'ordine. Ovviamente anche le forze dell'ordine rispondono nel momento in cui sono disponibili, sì, se non sono già impegnati in altre situazioni, però sicuramente anche degli strumenti, si parla adesso delle body cam da portare addosso, è tutto per disincentivare il malintenzionato ad aggredire insomma, l'operatore sanitario che si trova suo malgrado in una situazione di pericolo e non ha gli strumenti per potersi anche difendere, insomma, nel senso evitare anche danni fisici e soprattutto dobbiamo anche pensare al danno psicologico, perché la maggior parte degli operatori sanitari è donna, e quando ci si rivolge con l'aggressività a una donna, anche dal punto di vista psicologico ha dell'influenza molto, e ritornare al lavoro dopo essere stati aggrediti è sempre molto, molto complicato e difficile, e hanno bisogno anche di uno sostegno psicologico proprio per poter ritornare a lavorare in serenità. Ecco. Ci abbiamo verso la conclusione. Notate la necessità di maggior personale sanitario e infermieristico anche è proprio una delle, come posso dire, uno degli argomenti in cui molto si discute quando si parla di sanità, è una delle criticità, diciamo. Notate una, come mi perdoni il termine, crisi di vocazioni, oppure c'è, insomma, ragazzi e ragazze che dopo le scuole si iscrivono alla facoltà, ce ne sono ancora? Come funziona da quel punto di vista? Diciamo, se avete dei numeri. Allora, noi abbiamo un'evidenza che sono aumentati i numeri a disposizione nelle università, ma è calato il numero delle iscrizioni, e per cui nel futuro ci troveremo ancora più difficoltà, ma lo notiamo anche dai concorsi. Nel momento in cui noi, prima del Covid, e quando la regione faceva gli ultimi la regione faceva i concorsi, si presentavano in 10, 11, 12 mila
infermieri a partecipare, tanto che dovevano addirittura fare una prima scrematura di sui 1000-2000 infermieri, passavano alla fase successiva. Okay. Oggi se si presentano in 400 sono tanti, ecco, e non è neanche il fabbisogno necessario alla regione, soprattutto una volta che si presenta al concorso, molti di questi già lavorano con un contratto a tempo determinato, per cui cambia solo il loro tipo di contratto. Abbiamo ancora giusto il tempo per una domanda. Quali sono i prossimi impegni, diciamo, le prossime problematiche che affronterete? Ma guardi, noi, come dicevo, abbiamo firmato ieri l'accordo con una nota verbale dove abbiamo chiesto l'istituzione di diversi tavoli, per cui noi auspichiamo che, al di là del mantenimento di questi incrementi salariali anche nel tempo, cioè che diventino storicizzati, pluriennali, non a spot solo per il 2025, che continuino anche per i prossimi anni e possibilmente in aumento, e per affrontare anche tanti temi come il diritto alla mensa, i buoni pasto, il welfare, insomma tante problematiche che abbiamo in qualche modo elencato e presentato ieri a seguito della nostra sottoscrizione. Quindi insomma argomenti e lavoro ci sono. Sì. Grazie allora Grazie al segretario regionale e anche provinciale della FIALS, Fabio Potočnik, per essere stato nostro ospite. Buon lavoro per tutto quello che insomma fate, anche buon lavoro all'intero comparto. Grazie. Noi invece adesso andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, che ancora una volta si apre con la cronaca, sempre più verso nuovi controlli e verso l'adozione di nuovi dispositivi di sicurezza per arginare il fenomeno delle risse in città. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Piazza e con l'assessore alla sicurezza De Gavardo. E ripeto, con l'arrivo del nuovo prefetto metterò in moto una serie di controlli molto importanti. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ancora una volta lo rimarca la nostra emittente. In corso di valutazione un piano antiviolenza a Trieste, da condividere il prima possibile con il nuovo prefetto. Un giro di vite, una stretta con nuovi controlli e presidi del territorio, che potrebbe ricalcare il modello delle zone rosse. Le risse in città ormai avvengono ogni settimana, soprattutto di sera, ma non solo. Molte volte, come ricorda anche l'assessore alla sicurezza del comune di Trieste, Caterina De Gavardo, c'è un chiaro elemento scatenante. Protagonisti di questi episodi, cittadini stranieri, ma anche triestini. No, ci siamo resi conto che l'alcol sicuramente è un detonatore a tantissime situazioni che poi, a causa dell'alto tasso di alcol, possono sfociare in situazioni di disagio e degrado costante. Il comune, nella persona del primo cittadino, può ricorrere alle ordinanze sindacali antivetro e antialcol, che nel recente passato avevano posto un freno alle violenze. Sì, le ordinanze sindacali che noi abbiamo introdotto per la prima volta nella storia della nostra città il 1° agosto del 2024 ponevano dei limiti anche all'apertura dei locali, ponevano il limite delle 24 come obbligo di chiusura serale in alcune determinate piccole zone della nostra città, ed erano stati uno strumento piuttosto importante che aveva dato sicuramente dei buoni risultati. E si tratta però di uno strumento temporaneo e limitato nel tempo e limitato nell'area. Vanno fatte le giuste valutazioni di quali siano le aree più sensibili su cui poter applicare questo strumento, e chiaramente queste valutazioni vanno fatte a livello globale in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ecco che quindi non si può escludere un intervento mirato con l'impiego di forze dell'ordine in varie aree della città per intensificare i controlli nelle ore pomeridiane e in quelle serali, da Piazza Perugino e Piazza Venezia fino al Salotto Buono di Trieste, Piazza della Borsa e Piazza Unità. Risse e liti anche con il lancio di tavoli, sedie, bottiglie e l'utilizzo di tirapugni che ormai avvengono in mezzo a turisti e famiglie. Ancora aggressioni contro personale infermieristico. È caduto ad Omio, il responsabile, seguito dal centro di igiene mentale, è stato arrestato.
I carabinieri del nucleo radiomobile di via Ermet hanno tratto in arresto un triestino 45enne resosi protagonista di un ulteriore episodio di aggressione contro personale sanitario. Il tutto è accaduto al centro di igiene mentale di Domio, dove l'uomo in cura presso la struttura si era recato per ritirare alcuni medicinali. Chiesto ed ottenuto un pasto, l'individuo, senza ragione, aveva raggiunto il primo piano dello stabile ed aveva aggredito dapprima verbalmente alcuni infermieri, quindi aveva estratto un coltello dal proprio giubbotto e col coltello ancora in mano, intento a mangiare seduto ad un tavolo, lo avevano trovato i carabinieri intervenuti d'urgenza. L'uomo si rifiutava di appoggiare il coltello come chiestoli dai militari ed aveva cominciato ad ingiuriarli e minacciarli, puntando l'arma contro uno di essi. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione, con cautela ed attenzione, i carabinieri sono riusciti a disarmare l'uomo, che poi è stato condotto al Coroneo. Il Comune ha in cantiere il progetto per rifare quella parte di muro crollata che delimita la carreggiata in strada del Friuli. La nostra emittente ha risposto alle segnalazioni dei residenti che chiedevano delucidazioni sullo stato attuale dell'opera. Al momento è presente un restringimento nel tratto interessato. Per rispondere alle segnalazioni dei cittadini già partite per strada del Friuli mesi fa e poi segnalazioni fatte a noi anche nelle scorse settimane per la situazione, il restringimento di carreggiata in strada del Friuli venendo da Trieste, per intenderci, siamo poco dopo il Faro, dove i cartelli segnalano anche appunto la presenza di questo piccolo cantiere. Perché? Perché va riparato il muretto, sostanzialmente soldi che sono già stati stanziati dall'amministrazione comunale per rifare questa parte di muro che ha ceduto, insomma lo vedete che è danneggiato, quindi chiaramente non si può entrare all'interno di quest'area per motivi di sicurezza, però la notizia che abbiamo appreso, come detto poc'anzi, è che appunto i soldi sono già stati stanziati, si sta appunto valutando il progetto per poi prossimamente intervenire per questi lavori. Certo, i residenti avevano segnalato la situazione perché chiaramente parliamo di una strada di fatto stretta, una strada stretta che di fatto ancor più ristretta è chiaro che va segnalata bene perché insomma, per scongiurare qualsiasi tipo di incidente da un lato e dall'altro. Ci sono i semafori ovviamente per favorire questo senso unico alternato in modo tale da escludere possibilità di incidenti. I residenti della zona preoccupati proprio perché appunto si temeva una questione di scarsa sicurezza. In realtà adesso abbiamo appreso che comunque la zona è transennata, poi ci sono i semafori, i soldi sono stati stanziati, quindi il lavoro verrà fatto. Allora, abbiamo speso, in quella volta era presidente Illy, abbiamo fatto quelle 2 dighe, ti ricordi? Abbiamo speso miliardi per mettere a posto. Qual è il problema della strada del Friuli? Che era una carareccia per le mucche, i cavalli, e continuiamo a investire perché continua a crollare. Ripeto, abbiamo fatto quelle 2 dighe enormi che abbiamo tolto ai presenti, tutta quella cosa, e bisogna continuare a fare, si chiama manutenzione ordinaria e straordinaria. Siamo collegati con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci aspetta il commissario De Grassi, che saluto e al quale cedo la linea per le consuete comunicazioni riguardo il traffico e la viabilità cittadina. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, a lei e a tutti i telespettatori. Iniziamo con il dire che è stata una giornata per noi relativamente tranquilla, niente di eccezionale. A livello di infortunistica stradale abbiamo avuto un tamponamento di 3 veicoli, forse più plateale che altro, fortunatamente nessun danno fisico in Mafalda di Savoia e in intersezione con la via Cabbotto, ripeto 3 veicoli coinvolti. Poi c'era un altro solo danno in via Giarizzole, perciò nessun incidente con lesioni a persone, già questo è una buona cosa. Chiedo scusa, sono un po' costipato. Per il resto non abbiamo particolari cose in agenda, il traffico al momento è tranquillo, almeno da quanto posso vedere nelle telecamere, comunque si è mantenuto negli standard stagionali. In agenda abbiamo come lavori piazzale 11 settembre dei divieti di sosta per rifacimento segnaletica orizzontale, perciò attenzione a Barcole, appunto piazzale 11 settembre se ci sono questi cartelli di divieto. Mentre invece per questa sera fino a domani mattina alle 5
più precisamente dalle 22 di stasera ci sarà la chiusura della Galleria San Vito, quella che porta da via Bernini a via Alberti, per lavori, ripeto, dalle 22 alle 05. Al momento non abbiamo particolari interventi in attesa, la giornata è comunque buona dal punto di vista meteo, speriamo vada tutto bene, vi restituirei la linea. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto a tutti voi, un saluto. Si vota troppo spesso contro, secondo il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Anche per queste ragioni il referendum dei giorni scorsi non ha raggiunto il quorum, laddove il centrosinistra, sempre secondo Fedriga, si unisce esclusivamente se si deve contrastare il governo. Mi sembra che la sinistra abbia cercato di politicizzare in modo molto forte questo referendum come fare un voto contro il governo. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la maggioranza ne esca rafforzata, però io rispetto del voto dei cittadini, stiamo parlando di un referendum, non stiamo parlando di un voto politico. Non affonda il coltello nella piaga il presidente della regione Massimiliano Fedriga il giorno dopo il risultato per certi versi prevedibile dei 5 referendum, per nessuno dei quali è stato raggiunto il quorum. Sottolineata la tendenza di trasformare ogni consultazione elettorale o referendaria in una sorta di sondaggio sul governo in carica, il governatore tuttavia non risparmia una frecciatina all'opposizione di centrosinistra, uscita sconfitta dalla scarsa affluenza alle urne. Mi secca sempre entrare in casa altrui, però mi sembra che in realtà la sinistra stia insieme contro qualcosa o qualcuno, non sta insieme per un progetto di paese condiviso, e lo si vede anche da posizioni totalmente eterogenee che hanno al loro interno, e questo i cittadini ovviamente lo percepiscono, perché uno non deve soltanto vincere per far perdere l'altro, ma deve governare. E su questo penso che si veda che la sinistra ha ancora questa criticità. Fedriga non ha difficoltà ad ammettere la crisi del sistema referendario, usurato nel nostro paese da troppe consultazioni a volte astruse e certamente non riconducibili ad un quesito, come dire, essenziale. Detto poi che nel nostro paese non è previsto il referendum propositivo. Un referendum propositivo che possa approvare magari delle norme di grande interesse, sempre all'interno di questo quadro di grande interesse generale, possiamo valutarlo. Il presidente della regione non si sottrae ad una riflessione più ampia per quel che riguarda la scarsissima affluenza alle urne, precipitata fra domenica e lunedì, ma che da tempo rappresenta una tendenza preoccupante. Secondo Fedriga, semplicemente nel nostro paese si vota troppe volte. Cercherei di accorpare le votazioni. Noi abbiamo elezioni in primavera, in autunno, l'anno dopo è in primavera e in autunno, non è possibile. Noi abbiamo iniziato in Friuli-Venezia Giulia a fare una riflessione, è chiaro che dovrebbe esserci un coordinamento anche a livello nazionale per accorpare le tornate elettorali. Torna a crescere, ma molto meno che nel resto del paese, l'economia del Friuli-Venezia Giulia, che paga il calo dell'export e le dimensioni ridotte delle imprese. Il PIL cresce di mezzo punto percentuale e sono questi i dati economici contenuti nel rapporto annuale di Banca Italia. In termini, oggi come stiamo? Oggi stiamo in una forma, abbastanza intermedia. Di fatto abbiamo avuto un recupero dopo la pandemia e questo recupero però è fortemente decelerato negli ultimi anni. Negli ultimi 2 anni, Friuli-Venezia Giulia, la crescita è stata bassa. Un quadro in chiaroscuro, quello delineato dal rapporto annuale di Banca Italia sull'economia del Friuli-Venezia Giulia. La crescita c'è stata e ha recuperato il calo del 2023, ma è nettamente inferiore a quella registrata in altre regioni italiane. Se noi andiamo a guardare quello che è successo dalle crisi finanziarie, abbiamo fatto un approfondimento su questo con un'analisi dal 2007, vediamo che il Friuli-Venezia Giulia è cresciuto meno, direi abbastanza meno rispetto all'Italia, 6 punti percentuali in meno, e questo è appunto collegato specialmente, direi quasi esclusivamente, agli aspetti della dinamica demografica che sta penalizzando lo sviluppo della regione in questa fase negli ultimi 15 anni. In base all'indicatore della Banca d'Italia, nel 24 il PIL regionale sarebbe aumentato dello 0,5%. In un contesto di debolezza della domanda estera, l'attività economica è stata sostenuta dalla dinamica dei consumi e della spesa pubblica, finanziata anche dai fondi PNRR. La riduzione dell'export è stata del 4,5%, un trend che dura ormai da 2 anni, e a risentirne soprattutto l'industria, ad eccezione della cantieristica. C'è anche un altro aspetto che è quello della frammentazione del sistema produttivo, cioè quindi la piccola impresa, il ruolo della piccola impresa, nel senso che noi vediamo che specialmente le dinamiche innovative sono connesse alla presenza di grande impresa e la qualità della domanda di lavoro è connessa alla grande impresa.
La movimentazione nei porti di Trieste e Monfalcone segna un più 6,3%, ma si riduce il traffico dei traghetti Ro-Ro, segno della debolezza dell'economia tedesca, mentre gli effetti della crisi del Mar Rosso sui container si sono riassorbiti nel corso dei mesi. Nel 2024 l'occupazione in regione è cresciuta dell'1,5%, soprattutto tra gli autonomi e i dipendenti a tempo indeterminato. Il sindaco di Piazza ha premiato con uno speciale riconoscimento del comune Attilio Tesser, l'allenatore che è stato il principale artefice della salvezza della Triestina. A Attilio Tesser, in segno di apprezzamento e ringraziamento per il fondamentale contributo alla permanenza della Triestina Calcio in Serie C, frutto di un intenso lavoro sempre contraddistinto di serietà e impegno da una non comune capacità di motivare i giocatori anche in un momento difficile come quello affrontato di recente dalla squadra. Commozione sincera quella di Attilio Tesser nel ricevere il riconoscimento del Comune di Trieste dalle mani del sindaco Roberto Di Piazza per aver contribuito in modo decisivo a salvare la Triestina in Serie C. Una cerimonia informale ma sentita, quella nel salotto azzurro del Comune, con la moglie del mister Nicoletta, anche lei visibilmente emozionata, e una truppa di supporter dell'Unione capitanati dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul. Essere premiati dal sindaco è un qualcosa di importante, è un premio per quello che è stato fatto quest'anno qui. Io lo dedico alla città, ma ai miei collaboratori e ai ragazzi che sono loro poi i protagonisti che vanno in campo, e anche alla società che ha contribuito sicuramente a fare il suo in questo momento, e a tutti i tifosi, perché Trieste merita ben altro. Quanto al futuro, il primo a blindare mister Tesser per la prossima stagione è stato proprio il sindaco, ma bisogna fare presto. 9 punti non sono pochi, se programmi qualcosa di fatto bene sono recuperabili. Quest'anno quanto hai recuperato? L'ira di Dio? Sì, se poi dipende dalla squadra che faranno e chi allenerà questa squadra. Tu devi... Da quando sono via non più sentito metto una pregiudiziale secca, Corrado, se no non vi parlo più. Il sindaco ha provato a blindarti, sembrava una puntata di calciomercato. Sì, è stato gentile, cordiale, come sempre, persone gentili mi fanno sentire l'affetto veramente della città, che lo sento profondo, e lo ringrazio per tutto questo qua. Però dal giorno che è finito il campionato, io, a parte 2 giorni dopo per salutare Menta, non ho più sentito nessuno della società. Sofia e noi ieri hanno avuto sicuramente il problema dell'iscrizione. Io sono qua, sono disponibile a rimanere a Trieste perché sto bene. In questi ultimi giorni mi sono arrivate, proprio in questi ultimi 2 giorni, da sabato e domenica, delle proposte lavorative, e quindi spero che, se la Triestina può avere su di me un pensiero, che si facciano loro sentire. La mia disponibilità c'è, perché dopo devo valutare anche altre situazioni. Ripeto che sono nate proprio tra sabato e domenica. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Rientriamo in studio con 12 nuove fermate a Borgo San Sergio. È stata inaugurata dalla Trieste Trasporti la linea 41. Non è facile fare questo collegamento, perché la 41 è una linea che serve una zona molto ampia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dopo 1 anno e mezzo di lavoro, con il progetto già avviato in via sperimentale nel corso dell'anno, la linea 41 della Trieste Trasporti da oggi garantisce la copertura di un'ampia area molto abitata di Borgo San Sergio, un servizio fortemente richiesto dalla cittadinanza, che ora può contare sul collegamento con altre zone di Trieste e della provincia. Un ampio territorio di questo borgo finalmente coperto da 12 nuove fermate, 5 in andata e 7 in ritorno, che prima non c'erano mai state. Il nuovo assetto feriale della linea 41 garantisce l'interscambio con altri bus fra Borgo San Sergio e Valmaura, 7 le corse dirette da e per la stazione dei treni di Trieste. Su richiesta del comune di Dolina, la corsa in partenza da Trieste alle 13 è stata spostata alle 14:15 per rispondere alle esigenze degli studenti. Confermate le corse da e per Ospo e Caresana, e capolinea fissato a Valmaura, con possibilità di scambio diretto con le linee 8 e 10. Nei fine settimana e nei giorni festivi
estivi, la linea 41 è stata riorganizzata per garantire più copertura agli abitati periferici. Il passaggio per Borgo San Sergio non è previsto, così da rendere più diretta la tratta principale. Per Dolina e Bagnoli le frequenze sono state aumentate da 90 a 45 minuti, con raddoppio delle corse complessive. È stata reintrodotta la linea 40 per i giorni festivi, assicurando un collegamento diretto fra l'area servita e la stazione ferroviaria, e il capolinea della 41 rimane a Valmaura. Una missione questa partita anni fa, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Entrando in comune, la prima mozione che ho fatto è andata finalmente a buon fine, ripeto, 8 anni. Questa dal mio punto di vista è un'opera sociale che ha una grande importanza sul territorio. Io sono nativo di qua, quindi conoscevo già queste problematiche. Già dagli anni 70 i residenti chiedevano, per fortuna insomma, siamo arrivati. Non sono un politico, sono un semplice portavoce dei miei compaesani. Questa è una cosa veramente che serviva a Borgo, veramente eccezionale oggi. Grazie a tutti. Il punto ora sull'avvio delle attività di centri estivi e ricrestate a Trieste con l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio, che era ospite ieri proprio di Sveglia Trieste. Occorre capire che intanto lo sforzo di risorse che mette il comune e tutto il personale che lavora, che opera sul terreno, ma replicare d'estate l'offerta invernale che mette assieme anche tutta ovviamente la componente delle scuole statali è oggettivamente un grandissimo impegno. Ecco perché non si riesce a coprire il 100% delle domande. Risponde così l'assessore all'educazione del comune di Trieste Maurizio De Blasio alle famiglie che non sono riuscite ad accedere al servizio ricrestate o centri estivi che sia, a fronte di uno sforzo crescente dell'amministrazione comunale e all'aumento dei fondi da parte regionale. Un servizio sempre più richiesto, questi i numeri. Un numero sui nidi d'infanzia abbiamo ricevuto per tutti i 4 turni che sono bisettimanali, abbiamo ricevuto 1716 domande e abbiamo dato una disponibilità di 928, quindi siamo sul 54% di accoglienza. Sulle scuole dell'infanzia i numeri sono più ampi, sono 4.700 circa e 2.500 i posti disponibili, e qua siamo sempre sul 54%. Sulle scuole primarie abbiamo avuto 3.200 domande, 1.300 accolti, qua siamo un po' oltre il 40%, e sulle ricrestate invece siamo attorno al 45%. Questo è l'andamento. C'è poi da sottolineare anche la questione della capienza delle strutture. Poi noi ai centri estivi aggiungiamo ricrestate che tipicamente, visto che riguarda i ricreatori, è tipicamente della città. Quello che non ho detto prima è che l'accesso ai ricreatori è determinato dalla capienza massima delle strutture, quindi non si può aumentare il numero di bambini e ragazzi accolti perché occorre rimanere per legge all'interno di un numero prefissato. In Regione è stato presentato il Day Camp Inter Friuli Venezia Giulia, un campo estivo dedicato ai bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni che si terrà dal 30 giugno al campo San Giovanni. Per la prima volta a Trieste abbiamo deciso di portare l'Inter Summer Camp, che è un po' una prosecuzione del già noto Campionissimi, che da 25 anni si svolge in Regione soprattutto, ma Trieste in particolare, e che prevede un camp di calcio con ospiti del panorama calcistico nazionale per i bambini dai 6 ai 14 anni, con pranzi, allenamenti specifici. Diciamo che è un apprendimento delle tecniche calcistiche per chi già non le ha o per chi invece già le ha, quindi un perfezionamento, ecco.
2 settimane di gioco, socialità e allenamenti di calcio per ragazzi e ragazze dai 6 a 14 anni, con tanta animazione e alla fine l'attestato di partecipazione. È il Day Summer Camp Inter Friuli Venezia Giulia, dedicato ai giovani appassionati di calcio, che si svolgerà al campo di San Giovanni in via Sanzio 40. Parte il 30 di giugno per 2 settimane, sempre sul campo di San Giovanni, e le 2 settimane successive campionissimi. La formula è più o meno la stessa, ma le prime 2 settimane si giocherà, vieni, si giocherà con i completini della compagine interista. Le attività saranno mattutine e pomeridiane, con pranzo compreso. Oggi la presentazione da parte degli organizzatori, presente il presidente Fedriga per la regione, che sostiene questa come altre iniziative rivolte ai ragazzi e alle famiglie. Allora, per iscriversi, per quanto riguarda l'Intercamp, basta andare sul sito intersummercamp.it, compilare il modulo di iscrizione, poi l'iscrizione sarà ritenuta valida, e per campionissimi si va o sulla pagina Campionissimi o sul sito del San Giovanni Calcio. Un evento che unisce sport, natura, formazione ed inclusione. Da venerdì 13 a domenica 15 Trieste ospita la 18ª edizione del Festival Internazionale di Nordic Walking. Ancora una volta grazie, veramente grazie da parte dell'amministrazione regionale a Trieste Atletica, che porta un altro evento di livello sul nostro territorio. Sono attesi oltre 500 partecipanti provenienti un po' da tutta Europa per cimentarsi in questa pratica relativamente nuova, ma che sta avendo un successo importante a livello mondiale, con un numero sempre crescente di appassionati che si avvicinano a questa disciplina, il Nordic Walking, nato per caso quasi come fosse un allenamento per lo sci di fondo, ma che appunto ha avuto la capacità di attrarre sempre più persone grazie alla sua capacità di essere semplice da fare, inclusivo, ma al contempo portare benessere per il corpo senza sforzare le articolazioni diversamente da altre discipline. Quindi ha anche un aspetto di inclusività molto forte, rimarcato anche dal fatto che nella serie di eventi collaterali che verranno messi in atto c'è anche l'aperitivo silenzioso organizzato in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, a conferma del fatto che Trieste Atletica non soltanto ha cura di organizzare manifestazioni di livello, ma lo fa anche da una parte creando attrattività per il nostro territorio dal punto di vista turistico, dall'altra parte non dimenticandosi mai di quella componente di inclusività assolutamente necessaria. È tutto, ci vediamo alle 19:30 con il telegiornale, l'edizione della sera è alle 17:55 con Trieste in diretta. Buon pomeriggio, a più tardi.